Spese condominiali non pagate dal precedente proprietario. Chi le deve pagare? Le spese condominiali arretrate possono rappresentare una questione complessa e delicata per chi acquista una proprietà all'interno di un condominio. La domanda cruciale è: chi è tenuto a saldare queste spese? Il vecchio proprietario o il nuovo acquirente? Secondo l'articolo 63,4 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condomino è solidalmente obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Si tratta, per la precisione, del cosiddetto principio di ambulatorietà. Tuttavia, per quanto riguarda le spese condominiali antecedenti all'anno precedente alla vendita, la responsabilità ricade esclusivamente sul venditore. Per le spese successive al rogito notarile, l'obbligo ricade esclusivamente sull'acquirente. Se però il venditore dell'immobile è stato proprietario per meno di un anno, l'attuale proprietario è solidalmente obbligato solo con il venditore stesso, non anche con il dante causa del venditore. In altri termini, la responsabilità solidale dura al massimo un anno, ma può durare anche meno. Il condominio, nella persona dell'amministratore, ha la facoltà di agire sia contro il precedente proprietario che contro il nuovo, per le spese relative all'anno in corso al momento della vendita e a quello precedente. Tuttavia, per le spese anteriori a tale periodo, nei confronti del condominio, il vecchio proprietario rimane l'unico responsabile, anche se sono stati raggiunti accordi diversi con l'acquirente. Tale regola vale per le spese ordinarie. Per le spese straordinarie è responsabile chi era condomino al momento della relativa approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Il tema della responsabilità per spese condominiali pregresse si intreccia naturalmente con il tema della prescrizione. Al riguardo, l'articolo 2948,1 numero 3 Codice Civile prevede che si prescrivono in 5 anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. È dunque essenziale che il creditore agisca nei termini di legge al fine di evitare la prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto le spese condominiali. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.